Dopo l'aggressione al medico nell'ospedale di Crotone, oggi il sit-in di solidarietà nel nosocomio cittadino, i camici bianchi chiedono sostegno dalle istituzioni e lanciano il messaggio «Andiamo avanti». Continua lo sciopero della fame del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, dopo le parole del sottosegretario Sibilia, secondo il quale non ci sono le risorse economiche da destinare al progetto accoglienza. Il primo cittadino invita l'esponente di governo a visitare il borgo. Fondi POR, il ministro per il Sud Barbara Lezzi promuove l'operato della Regione Calabria sull'utilizzo delle risorse europee, incontro istituzionale a Germaneto nei locali della Cittadella. Il sindaco di San Giovanni in Fiore, Giuseppe Belcastro, si è dimesso. Le continue fibrillazioni nella maggioranza lo hanno spinto a prendere la decisione. Ai nostri microfoni dice no ai ricatti. 2 latitanti sono finiti in manette, facevano parte del commando che il 4 dicembre del 2016 assaltarono il cavò della Sicurtrasport a Catanzaro, un colpo da 8 milioni di euro. I 2 sono stati arrestati nel Barese. Inaugurata al Pugliese Ciaccio di Catanzaro la stanza di subterapia intensiva pediatrica realizzata con fondi privati. Il garante per l'infanzia, la sanità pubblica, non garantisce il diritto alla salute. Dopo 7 anni riparte la strada che collega Castrovillari al santuario della Madonna del Castello, il percorso caratterizzato da murales. Arte e tradizione popolare per la 10ª edizione del Festival delle Magare a San Fili fino al 9 agosto, ricco calendario di eventi nel Borgo Antico. Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro OTG. In primo piano la manifestazione di solidarietà all'ospedale di Crotone dopo l'episodio che ha visto protagonista purtroppo un medico aggredito da alcuni pazienti. Vediamo. Protesta e solidarietà oggi nell'incontro promosso dall'Ordine dei Medici all'ospedale di Crotone dopo il grave episodio di violenza registrato nei giorni scorsi. Nel corso della riunione ha parlato Francesco Bossio, l'anestesista aggredito dai parenti di un paziente a cui aveva comunicato il decesso del loro congiunto ricoverato nel reparto di rianimazione. Aggressione subita anche da 2 infermieri del reparto. Nonostante tutto, ha detto, andiamo avanti tutti insieme con fiducia. Presenti molti camici bianchi e il delegato alla salute della Regione Calabria Franco Pacenza, nonché i vertici della sanità crotonese. Forte condanna per quanto accaduto, ma anche la richiesta corale da parte dei sanitari di maggiore sicurezza nei reparti. Proprio il medico vittima dell'aggressione ha detto forse bisogna migliorare qualcosa nella struttura come la porta d'ingresso nei reparti, perché è bastato un calcio per sfondare quella della rianimazione. Cambiamo argomento. Il ministro per il Sud Barbara Lezzi ha fatto visita al presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, plaudendo all'utilizzo delle risorse europee. Vediamo. La Calabria merita qualcosa di più. Comunque io sono venuta qui, come sono già stata in Sicilia, e andrò nelle altre regioni del Mezzogiorno per verificare l'attuazione della spesa dei fondi europei, perché a fine di quest'anno abbiamo una scadenza importante sulla rendicontazione. Ci sono diverse regioni in ritardo, la Calabria invece è già a un buon punto. Il ministro per il Sud Barbara Lezzi avalla così le scelte operate dal presidente della regione Calabria Mario Oliverio riguardo l'utilizzo dei fondi europei. Di tante cose si è discusso nell'incontro svoltosi a Catanzaro e Oliverio è soddisfatto per l'apprezzamento del governo. Abbiamo lavorato in questi anni per invertire un trend che ha segnato le precedenti programmazioni e come regione appunto abbiamo realizzato risultati importanti. Io ho avuto modo di evidenziare al Ministro che è necessario, a partire dalla prossima legge di stabilità, rafforzare gli strumenti di intervento nel Mezzogiorno per recuperare un gap, ma soprattutto per evitare che appunto ci sia uno squilibrio nella utilizzazione delle risorse ordinarie. E anche su questo pare ci sia piena intesa con il ministro Lezzi. È chiaro che la Calabria, così come tutto il Sud, hanno bisogno di quella quota ordinaria di investimenti
che viene dalle amministrazioni centrali, perché ricordiamo che quelle risorse che provengono dai fondi europei servono alla coesione, cioè a riequilibrare il territorio. Poi ci vuole anche una massiccia dose di investimenti della quota cosiddetta ordinaria. Noi purtroppo siamo adesso sotto il 29%, dovremmo arrivare, come abbiamo sempre detto, al 34%, perché il 34% è un criterio sulla popolazione, insomma. Continua lo sciopero della fame del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, che invita l'esponente del governo e il sottosegretario Sibilia proprio nel borgo per constatare il modello Riace. Vediamo. Continua lo sciopero della fame del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, con lui gli operatori e gli stessi migranti che in paese hanno ricominciato a costruire le loro vite e quella del borgo. Digiuno di giustizia lo chiamano, chiedendo con uno slogan diventato virale sui social di restare umani. La battaglia sembra impari, Davide contro Golia, in un clima cambiato in Italia che spaventa i nuovi cittadini di Riace. Il livello di percezione per quello che sta avvenendo negli ultimi periodi in Italia e in generale in Europa a Riace è molto alto, quindi c'è una preoccupazione molto forte, le persone hanno ricominciato a ripensare di andare via da Riace, perché il futuro veramente è molto incerto anche rispetto a quello che sono le relazioni con i loro parenti che vivono in Libia, che sanno che adesso in Italia c'è una situazione che non è favorevole per loro, e quindi se questa escalation così anche di odio che ha caratterizzato gli ultimi periodi continuerà ad essere così, secondo me la maggior parte andrà via da qua. Il primo cittadino non molla e al sottosegretario Carlo Sibilia, che nel suo viaggio in Calabria su Riace ha detto chiaramente che non ci sono le coperture economiche per portare avanti il progetto. Replica che il modello costruito nel tempo nel borgo in cui sono stati ritrovati i famosi bronzi non è un business, invitando l'esponente di governo a rendersene conto di persona. Invito a Sibilia a tornare nella nostra regione, in particolare a Riace. Nei giorni scorsi Mimmo Lucano ha rivolto lo stesso invito al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E a proposito, il sottosegretario Sibilia, Vibo, ha dato delle rassicurazioni invece sia sulla prefettura che sulla scuola di polizia. Vediamo. Scongiurare un'eventuale chiusura di prefettura e scuola allievi agenti di polizia, due baluardi da mantenere su un territorio come quello della provincia di Vibo Valentia ad alto rischio per evitare ogni sorta di arretramento dello Stato. Il sottosegretario non ha dato garanzie, ma ha promesso il proprio impegno. Dobbiamo scongiurare questi due eventi perché in un territorio che ha il record di comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, arretrare sarebbe un grave errore, sarebbe un errore illogico che i cittadini non capirebbero, io non capirei, e quindi bisogna fare tutto ciò che è nel nostro potere per mantenere questi presidi territoriali di legalità che sicuramente possono far capire alla gente che lo Stato c'è ed è vicino e soprattutto farà dei grandi passi avanti nei prossimi anni. Proprio all'indomani della vicenda della processione della Madonna della Neve a Zungri, il sottosegretario all'interno Carlo Sibilia, in Calabria per una visita istituzionale, ha voluto visitare personalmente non solo Zungri, quanto soprattutto quella Limbadi, il cui comune è stato più volte sciolto per mafia. Sibilia ha ribadito la volontà di una presenza incisiva dello Stato, annunciando l'innesto di ulteriori forze di polizia. Penso che lo Stato abbia una forza più grande, una forza più seria, più morale, più onesta, è quella che è riuscita a togliere dalle mani della criminalità organizzata il simbolo della Madonna della Neve a Zungri, ed è quella che all'Imbadi sta operando attraverso i commissari per ripristinare la legalità in quel comune, e soprattutto è quella che oggi c'è, è presente, e quindi Stato è meglio, e questo è il messaggio che vogliamo dare. Ci stiamo lavorando. La cosa bella che possiamo dire è che soprattutto nei prossimi mesi ci saranno degli innesti di nuove unità di polizia di Stato. Questo significa stare vicini alle comunità locali non solo a chiacchiere ma anche nei fatti. Troppe fibrillazioni nella maggioranza che si sono tradotte in assenza in Consiglio Comunale. Si è dimesso il sindaco di San Giovanni in Fiore, Giuseppe Belcastro. Il primo cittadino avrà 20 giorni di tempo, come previsto dalla legge, per decidere. Vediamo. La lettera ufficiale è indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Comunale. Il sindaco di San Giovanni in Fiore, Giuseppe Belcastro, ha rassegnato le dimissioni, un gesto eclatante che ai nostri microfoni spiega così. Oggi c'era un Consiglio Comunale importante sul assestamento di bilancio, parte della maggioranza, soprattutto del PD,
non si è presentata, ho ritenuto opportuno non tirare a campare e rimettere il mio mandato, perché se non si hanno i numeri in Consiglio è inutile proseguire un'esperienza che è stata fino ad oggi esaltante per la città di San Giovanni in Fiore. Le fibrillazioni nella maggioranza, il partito lacerato, il malessere che si trascinava da tempo ha portato il primo cittadino a lasciare prima della scadenza del mandato. C'è una parte anche nutrita che intende, come dire, chiedere l'azzeramento della Giunta e quindi una rimodulazione degli assessorati, cosa che avevo garantito. Non ho capito perché non sono venuti e quindi, voglio dire, siccome io i piedi in testa non me li faccio mettere da nessuno, la mia scelta è una scelta tranquilla, pacifica, beata, con l'amarezza di non proseguire il grande lavoro che abbiamo iniziato. Ora, come prevede la legge, ci sono 20 giorni in cui Belcastro potrà decidere se andare fino in fondo. Io non li ho fatti per i 20 giorni, per me la vicenda si chiude oggi. La politica è mediazione, il sindaco di San Giovanni in Fiore lo sa, pertanto quando gli chiediamo se c'è la possibilità di un ripensamento risponde così. Questo non glielo so dire, non dipende da me. La cronaca: arrestati nelle campagne di Giovinazzo nel Barese 2 componenti del comando che il 4 dicembre del 2016 assaltarono il cavò della Sicur Transport di Catanzaro, un colpo che fruttò ai malviventi un bottino da 8 milioni di euro. I 2 latitanti nell'aprile scorso sfuggirono alla cattura nell'ambito dell'operazione della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, in cui vennero invece coinvolti altri 7 componenti del gruppo criminale. Vediamo. Ecco i 2 latitanti pugliesi, componenti del comando che nel dicembre del 2016 assaltò il cavò della Sicur Transport di Catanzaro mentre tentano di darsi alla fuga. Sono stati individuati dalla polizia in questo casolare nelle campagne di Giovinazzo nel Barese. Si tratta di Alessandro Morra, 37 anni, ritenuto uno degli organizzatori del colpo, e di Pasquale Pazienza, 49 anni, ricercati dallo scorso 20 aprile, quando cioè sfuggirono alla cattura nell'ambito dell'operazione della DDA di Catanzaro, in cui vennero arrestati 7 pregiudicati, pugliesi e calabresi, componenti del gruppo che il 4 dicembre di 2 anni fa diede l'assalto al cavò della Sicur Transport nella zona industriale di Caraffa. La rapina, messa in atto con metodi paramilitari, l'uso di mitra e sofisticate apparecchiature elettroniche, fruttò oltre 8 milioni di euro. I muri corazzati del cavò furono sfondati con un potente mezzo cingolato. Nel corso delle indagini è emersa tra l'altro la complicità di un dipendente dell'istituto, responsabile proprio della sicurezza del cavò, che fornì le informazioni preventive sull'esatto posto dove spaccare il muro in maniera da consentire ai banditi di realizzare il colpo nei tempi da loro contingentati. Oggi dunque, alle prime luci dell'alba, sono finiti in manette gli altri 2 componenti del comando. Durante l'irruzione i 2, considerati dagli inquirenti pericolosi latitanti, hanno tentato di darsi alla fuga scavalcando il muro di recinzione della masseria, ma l'intera area era stata cinturata dagli agenti. Adesso al vaglio degli investigatori c'è la posizione di una terza persona presente nel casolare e che aveva la disponibilità dell'abitazione. Le indagini hanno accertato che il gruppo criminale che ha condotto l'assalto al cavò ha agito in collaborazione con alcuni esponenti di una cosca di 'ndrangheta di San Lorenzo di Cutro. C'erano dunque accordi criminali tra la malavita foggiana e le cosche calabresi, e una parte dei proventi dell'assalto al cavò della Sicur Transport, è stato accertato nel corso delle indagini, è stata versata alle famiglie di 'ndrangheta che controllano il territorio. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Il Tribunale di Lamezia Terme ha rigettato la richiesta del Ministero dell'Interno di dichiarare l'incandidabilità di Paolo Mascaro, sindaco in carica di Lamezia Terme, all'epoca in cui, nel novembre dello scorso anno, il comune fu sciolto per infiltrazioni mafiose. Lo stesso Tribunale ha invece accolto la richiesta di incandidabilità che il Viminale aveva presentato per l'ex vicepresidente del Consiglio Comunale Giuseppe Paladino e per il consigliere comunale Pasqualino Ruberto.
I carabinieri di Cosenza hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio un 43enne cosentino trovato in possesso di 3,3 kg di hashish suddivisi in panetti da 100 grammi l'uno e 190 grammi di cocaina. I militari durante un servizio insieme al personale dell'Enel al fine di verificare eventuali allacci abusivi alla rete elettrica lungo via Popiglia hanno perquisito l'abitazione del 43enne. In un borsone in soffitta sono stati così rinvenuti 33 panetti di hashish e parte della cocaina che era posta in un sacchetto termosaldato. Denunciata a Catanzaro una truffatrice che aveva tentato di raggirare una 92enne. L'anziana aveva appena terminato di fare compere al supermercato quando è stata avvicinata da una donna che con metodi gentili si era offerta di portarle il carrellino della spesa. Raggiunto l'ingresso dell'appartamento, la donna però si era intrufolata nella camera da letto chiedendo all'anziana dove custodisse gli ori e i preziosi. La reazione della novantenne ha messo in fuga la truffatrice, che è stata poi individuata e denunciata dai carabinieri. In fiamme la cucina di un'abitazione estiva a Nocera Terinese. In casa al momento dell'incendio vi era una famiglia composta da 5 persone. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto i vigili del fuoco. Il rogo è stato probabilmente causato da una perdita di gas dalla tubazione che collega la cucina alla bombola di GPL. Inaugurata al pugliese Ciaccio di Catanzaro una stanza per la terapia subintensiva pediatrica realizzata con fondi privati. La polemica del garante dell'infanzia che dice la sanità pubblica non garantisce il diritto alla salute. Vediamo. La stanza colorata, le pareti e perfino la coperta del letto a tinte vivaci, accanto ai macchinari salvavita riportano alla realtà. Ci troviamo all'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove è stata inaugurata una stanza per la terapia subintensiva pediatrica. Ecco la targa che spiega come il presidio sanitario sia stato realizzato con i fondi raccolti grazie alla collaborazione tra l'Axte, Onlus e il Lions Catanzaro Host. È una stanza molto importante perché è una stanza dedicata a piccoli pazienti che necessitano di cure intensive, ma anche a pazienti con patologie inguaribili che abbiamo il compito e il dovere di assistere fino alla fine. Io sono grato a tutti coloro che hanno contribuito e mi auguro che in futuro altre opere nella pediatria possano essere realizzate grazie ai contributi che provengono proprio dalla società della nostra città. Una cerimonia in cui il coro di voci bianche ha creato molta emozione, presenti le istituzioni e il garante per l'infanzia che ha sottolineato come il sistema sanitario pubblico non garantisca servizi fondamentali per la salute dei bambini. Nasce con proventi privati, con raccolta di fondi, quando invece dovrebbe essere qualcosa di già esistente perché è previsto dal Servizio Sanitario Nazionale. Questo non è. E allora c'è da chiedersi perché questo territorio debba pagare le tasse come le pagano al nord, ma non avere gli stessi servizi. Allora io inviterei la politica di tutto l'arco rappresentativo delle parti ad essere coesi nel rivendicare per i bambini della Calabria i servizi dovuti. Non devono essere eventi straordinari, oggi lo è, ma proprio perché non esiste questo servizio lo è. E allora noi vogliamo essere al pari delle altre comunità territoriali, delle altre regioni, e questi sono servizi che lo Stato deve ai calabresi. A Castrovillari, dove dopo 7 anni riaperta la strada che porta al santuario della Madonna del Castello, il percorso caratterizzato da murales. Vediamo. Tanti cittadini e fedeli, consiglieri comunali ed esponenti delle forze dell'ordine, i gruppi folclorici della Proloco e dell'Associazione Culturale Città di Castrovillari presenti alla cerimonia di riapertura della strada che porta al santuario della Madonna del Castello a Castrovillari. Un momento importante che rende fruibile nuovamente un'arteria che conduce ad uno dei luoghi di culto più importanti della città, che da ben 6 anni era rimasta interdetta al traffico a causa di una frana che aveva colpito il colle su cui si erge il santuario mariano. Un ruolo importante nella ricostruzione della strada l'ha avuto Don Carmine De Bartolo, che non si è mai arreso all'isolamento del santuario. Oggi veramente il santuario è un punto di riferimento, ecco, per la gente che soffre, per la gente che ha bisogni, per la gente che specialmente ha dei problemi, e penso che se veramente alla Madonna gli affidiamo i nostri problemi, lei farà in incontro e ci darà questa speranza, questa gioia e questa pace di Dio.
Abbiamo lavorato tutti ed oggi riapriamo la strada con tanto entusiasmo, afferma Lopolito, che ha voluto ringraziare coloro i quali si sono adoperati in questa direzione. Oggi davvero possiamo dire che le istituzioni lavorando insieme hanno raggiunto un grande risultato, ma per la città, per i fedeli, per l'importanza che riveste da un punto di vista storico e religioso il santuario della Madonna del Castello per tutti i castrovillaresi. Il Comune, la Regione e la Chiesa insieme hanno dialogato faticosamente, alla fine siamo riusciti a pervenire ad una conclusione e questa sera apriamo la strada. Il percorso che sale al santuario è stato impreziosito da 10 murales realizzati da artisti locali che hanno preso parte ad un concorso. Il primo premio di 500 euro è andato ad Antonio Oliva di Rende per l'opera che appare nella nicchia numero 10, ricca di contenuto, storia e tecnica. A Palmi adesso mancano pochi giorni alla conclusione dei lavori per la rotatoria del Trodio, proprio è lo stesso sindaco ad annunciarlo ai nostri microfoni, vediamo. È questione di giorni, ma la lunga ristrutturazione della rotatoria del Trodio a Palmi è quasi agli sgoccioli. Il cantiere, che ha creato grande disagio agli automobilisti e ai commercianti del posto, ha avviato a novembre dello scorso anno e il biglietto da visita di Palmi, perché è collocato all'entrata della città. Stiamo procedendo bene, siamo in anticipo anche sul cronoprogramma che era stilato e che prevedeva addirittura una data di lavori per complessivi 420 giorni circa. Siamo ormai veramente nelle fasi di ultimazione, manca l'ultimo strato di asfalto, mancano gli spartitraffico, la segnaletica, però mi sento di poter dire che ci siamo quasi, quindi nel giro di pochi giorni, poche settimane riavremo non solo una circolazione fluida e libera, ma soprattutto un ingresso della città degno del nome e del valore della città di Palmi, che davvero cambierà aspetto all'ingresso appunto della nostra città. Quindi è un'opera importante, strategica, che ha comportato, ma era prevedibile, dei sacrifici per chi ha degli esercizi commerciali sul posto, ma che saranno, ne siamo sicuri, ampiamente ripagati nel corso del tempo. A San Fili adesso nel Cosentino per la 10ª edizione del Festival delle Magare Arte e Tradizione Popolare fino al 9 agosto nel centro storico, vediamo. Magia, arte, cultura, spettacolo, enogastronomia e animazione per le Notti delle Magare, suggestivo festival di arte e tradizione popolare che fino al 9 agosto animerà il Borgo di San Fili, centro alle porte di Cosenza. Un evento ormai storicizzato dell'estate sanfilese, molte le novità per questa edizione. Quello che vogliamo e che abbiamo cercato di costruire è stato un grande contenitore nel quale inserire eventi culturali. In questo caso ci sono state delle rassegne delle performance di danza contemporanea, della musica, artisti di strada, artisti performativi e una mostra di arte contemporanea che ho curato io in quanto anche curatore di arte contemporanea. Queste le grandi novità per grandi linee che hanno portato un po' i 5 giorni della manifestazione a essere un po' diversi, un po' alternativi, ecco. La location, il centro storico di San Fili, come ogni anno, ancora tanti appuntamenti. Sì, tanti appuntamenti. Il 7 ricominciamo con una notte al campanile e il 9 con il grande quizzone sulle magare e sulla storia di San Fili. Aperta la mostra Altered all'interno del centro storico, tantissimi sono stati gli eventi in collaborazione con le associazioni del territorio, con l'amministrazione ovviamente comunale che ci ha dato grande spazio e la società La Publiepa che ha coordinato l'intero evento. Abbiamo aperto le chiese, abbiamo creato un percorso obbligato nel centro storico che era abbandonato in realtà da molti anni dalla manifestazione, che si svolgeva solo sul corso principale, per cui noi abbiamo voluto fortemente che si rientrasse nel centro storico e quindi tutto quello che è bene culturale e cultura viene rimesso al centro anche di rassegne come questa. E c'è una bella notizia in chiusura: il calabrese, l'orgoglio calabrese Giovanni Tocci ha conquistato la medaglia d'argento nel trampolino da 1 metro agli europei di Glasgow 2018, quindi Italia subito sul podio agli europei. Adesso le previsioni del tempo. Si consolida un campo anticiclonico sul nostro territorio con il quasi totale annullamento dell'instabilità pomeridiana
a carico delle aree interne, a partire dalla giornata di domani. Domani sereno poco nuvoloso al mattino, qualche nube cumuliforme sui rilievi nel corso del pomeriggio, senza particolari fenomeni di rilievo. Dalla seconda parte della giornata aumento della nuvolosità di tipo stratiforme a partire dal Reggino, in risalita verso nord, temperatura pressoché stazionaria. Domani mari calmi o quasi calmi, tendenti a poco mosso il settore ionico-reggino, venti deboli di direzione variabili ad eccezione del basso ionio-reggino, dove spireranno venti tra deboli e moderati da est. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito web www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.